Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Favara, convocato in sessione ordinaria dal Presidente Miriam Mignemi per domani martedì 8 novembre alle ore 19:30. In primo piano l'approvazione del programma triennale per le opere pubbliche 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori 2022. Il punto, già inserito nella precedente seduta, era stato accantonato su richiesta dei consiglieri comunali che avevano evidenziato come l'amministrazione non li avesse coinvolti e che inoltre mancavano alcuni progetti importanti e in fase di finanziamento che non erano stati inseriti. All'ordine del giorno, che consta di 13 punti, anche la proposta per l'istituzione e l'attivazione dei parcheggi rosa. Inoltre, i consiglieri comunali sono chiamati ad approvare anche lo statuto e lo schema di convenzione per la costituzione del Consorzio tra Comuni Agrigentini per la legalità e lo sviluppo, il regolamento su canone patrimoniale unico ed ancora una variazione di bilancio per il contributo all'Agenzia per la coesione territoriale per il reclutamento di 2 unità di personale non dirigenziale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione Europea e nazionale. Spazio anche per la trattazione ed eventuale approvazione di 4 mozioni consiliari. Richiesta al Presidente della Regione Siciliana e alla Giunta regionale di misure economiche a sostegno dei frantoi siciliani contro l'aumento dei costi per la molitura delle olive, mozione per impegnare l'amministrazione comunale a trovare immediata soluzione al problema del randagismo, agevolazioni tari per chi adotta un cane e interventi di manutenzione e messa in sicurezza della Villa Ambrosini.